Buona giornata da prealpina.it e buona Epifania a tutti. Mentre siamo ancora in zona rossa, oggi giorno festivo, continuano le polemiche politiche sulla riapertura in presenza delle scuole superiori e i dati sulla diffusione del Covid fanno ancora paura. Ieri sono stati 304 i contagi nel Varesotto, su un totale di 12.790 tamponi processati in tutta la Lombardia. Quella di Varese è la prima provincia nella triste graduatoria delle positività, superando anche Milano che è a quota 254. Nelle strutture sanitarie di tutta la Lombardia sono state effettuate ieri oltre 6.000 vaccinazioni anti-Covid. Si arriva a quasi 10.000 somministrazioni dall'inizio, cioè il giorno famoso del 27 dicembre. Da domani si comincia anche nelle case di riposo, a partire dalla Fondazione Molina. La residenza sanitaria assistenziale di Varese sarà la prima della provincia. A fare da apripista 20 operatori e 16 ospiti. Partiremo dai nuclei che non hanno avuto casi di infezione, ha spiegato il presidente Guido Bonoldi, e da quelli più esposti, come quello Alzheimer. Entro la fine di marzo contiamo di eseguire prima e seconda dose per tutti. Fra gli operatori c'è stata una buona adesione, ma qualcuno è ancora titubante. Una preoccupazione in una struttura in cui si contano ancora 80 positivi, fra cui 10 che non sono ancora negativizzati dopo 30 giorni dal contagio. Negli ospedali del territorio, intanto, le vaccinazioni proseguono a ritmo di 400 al giorno, sia nella SST Sette Laghi, sia nella SST Valle Olona. Oggi c'è pausa, domani si riprende e si torna tutti quanti in zona arancione. Migliorano le condizioni di Roberto Maroni, ricoverato l'altra sera al circolo dopo un malore e una caduta nella propria abitazione. È stata dura, ma ora è tutto sotto controllo, assicura Maroni a Prealpina, rientrato nella sua casa di Lozza. Mi sto sottoponendo agli accertamenti del caso, aggiunge l'ex governatore e l'ex ministro. Gli accertamenti saranno effettuati, a quanto si apprende, all'Istituto Neurologico Vesta di Milano. A Varese l'attenzione intanto è puntata sul largo Flaiano. Vediamo un aggiornamento nel servizio del collega Pasquale Martinoli. Siamo in Largo Faiano, è la principale porta di ingresso a Varese. Qui vedete la bretella dell'Autolaghi che sbuca appunto in città. Ebbene, dopo 30 anni di discussioni sulla possibilità di modificare questo ingresso della città che genera code a causa dei semafori, questo potrebbe essere l'anno giusto per la rivoluzione viabilistica. Verrà realizzata infatti una maxi rotatoria che eliminerà i semafori. Il progetto viene curato ormai da diverso tempo e la novità riguarda i costi, perché l'estate scorsa era stato approvato un progetto di fattibilità esecutiva ed economica che comportava una spesa di 2.200.000 euro. Ora i costi salgono a quasi 3.900.000 euro. Questo per effetto di opere in più che verranno realizzate e che si rendono necessarie proprio perché verrà anche allargato questo ponte per consentire appunto la realizzazione della rotatoria. Sono opere in più che riguardano le ferrovie, vedete di sotto che scorrono i binari, opere per il rifacimento della linea elettrica e per il consolidamento delle strutture attorno ai binari. A Castano Primo suscita 1000 commenti quanto successo in piazza Mazzini, dove un giovane non ha saputo resistere in cerca di un bagno pubblico o del primo bar in cui chiedere permesso al gestore per il più banale dei bisogni fisiologici. Il 36enne ha scelto proprio la piccola area verde che accoglie un monumento a forma sferica dedicato alla resistenza al nazifascismo. I passanti hanno notato l'oltraggio e chiamato immediatamente la polizia locale. Il pakistano, che risulta domiciliato a Turbigo, era sotto l'effetto di sostanze alcoliche e non indossava la mascherina prevista dall'emergenza sanitaria. Gli agenti castanesi hanno dovuto accompagnarlo al comando, dove è emerso oltretutto che l'uomo fosse già indagato in un procedimento penale. Sono scattate sanzioni per la violazione delle prescrizioni anti-Covid, per ubriachezza molesta e per avere urinato sul monumento castanese. 1.000 euro in tutto e richiesta di foglio di via.
E chiudiamo con una notizia da Gallarate. Si è presentata lunedì in tarda sera al comando di via Ferraris la donna che al mattino aveva investito una 36enne che stava attraversando la strada a Caiello in via Passorolle, a Gallarate appunto. L'auto, a causa dell'impatto, ha persino perso parte del paraurti. Impossibile dunque non essersi accorti di aver urtato una persona. Nonostante tutto, forse per paura, la ragazza ha ingranato la marcia, allontanandosi dalla zona. La 36enne rimasta ferita non era per fortuna in pericolo di vita, ma ha riportato comunque delle lesioni ed è stata accompagnata al pronto soccorso. Le testimonianze dei presenti hanno permesso alla polizia locale di mettersi sulle tracce dell'auto pirata. Non sarebbe probabilmente stato difficile risalire alla persona che aveva lasciato per strada tra l'altro pezzi del proprio veicolo. Ma lunedì sera una giovane si è presentata in via Ferraris e ha raccontato la propria versione dei fatti. Per lei si prepara una denuncia per omissione di soccorso. Questa era l'ultima notizia. Prealpina.it vi ringrazia di aver seguito questa edizione, vi dà appuntamento questa sera alle 19 e vi auguro ancora buona Epifania.